La nostra azienda è soprattutto un'azienda agricola, alleviamo diversi animali come mucca di latte, abbiamo la pecora di carne, abbiamo maiale e anche altri animali piccoli come anatra, oca, tacchino, galline, gallo. Noi piace questa natura, proprio prima volta mio marito portami qua, era un autunno come adesso, proprio entra questa valle, visto il sole appena scende, visto tutto colore colorata con il sole, con tutta natura bellissima, allora decide noi bisogna crescere bambini qua in questa valle. Facciamo diversi tipi di formaggio, facciamo il formaggio di questa zona, tipici come formaggi cheat, scuetta de bocce e facciamo anche latteria, ricotta fresca. Prodotto come formaggio cheat è proprio nata in questa valle e c'è la storia dietro molto vecchia. Una volta non riesco a consumare tutto il formaggio, bisogna stagionare prima, dopo macinare e metti dentro una cita di pietra e così per conservare per non buttare via la roba. Allora adesso, of course, la tecnologia è cambiata, non è più cheat come una volta, quella di pietra, noi mettiamo quel formaggio stagionato proprio e la macinare e con la procedura come una volta però cambiato strezzatura. Imparare per fare il formaggio, io ho tanti maestri. C'è Mario Costanzo, e il maestro seguiva latteria tunario una volta in questo valle e ha insegnato a me tutto base come fare formaggio buono. E dopo c'è un altro maestro di Trentino, si chiama Giampaolo Gaiarin. Pittina, storia vecchia di Pittina, cacciatore in questo valle, e prendere camoscio o il muflone e loro non riescono a mangiare tutto carne e per conservare carne loro hanno fatto una polpetta di carne e fuori wrap con la farina di mais e metti sotto la ring. E così la fumicava con la fumo e conservare carne, e piano piano tira via tutta umidità, in questo senso carne posso tirare avanti un anno senza problema, allora posso consumare piano piano. Allora adesso anche noi, of course, non metti più sotto la ring, metti dentro una cella stagionatura e per portare avanti questa cultura. In agriturismo noi abbiamo piatti proprio da Shanghai, si chiama Quartier e noi mettiamo nel menù nome ravioli di Shanghai. E questo proprio noi mangiamo in colazione e mia nonna ha sempre fatto quando io sono bambina e l'ha fatto a mano tutto pasta e metti dentro carne macinata di maiale e ogni stagione metti diverso la verdurina dentro e questo è metà vapore e metà fritto. Adesso noi facciamo stessa maniera come ha fatto mia nonna. Mi ricordo ancora quando arriva, non c'è strada per macchina, tutto mangiato a foresta. La casa è caduta, c'è l'albero, viene fuori di tetto. E piano piano quando noi arriva, comincia a tagliare alberi, comincia a fare strada prima e piano piano creare pascolo per il nostro primo 30 pecore. E questo 30 pecore neanche non è pensato a fare pittina, pensava per pulisce pascolo. E così anche per pulire tutto, per creare ambiente si può vivere. Qua il problema c'è veramente pochi bambini, anche c'è il rischio di chiudere scuola o noi non voleva. Allora l'obiettivo nostro è creare un po' di economia in valle con nostre possibilità e per tirare più giovani a abitare in vallata, così si può fare più bambini naturalmente. Si può ancora aggiungere un po' di hardware come stalla, migliorare un po' e come agriturismo ancora aggiunge un po' di sala di pranzo un po' più grande e inserisce anche fugolar, che è proprio traditional.
things in the zona. Dopo, finito così, arriviamo in certa quantità di mucca, posso tenere pascolo abbastanza bene e piano piano pulisce il legno, foresta in questa zona per creare più pascolo e tornare come 50 anni fa, ha detto mio marito.